Io dopo aver corso oltre 20 anni ne sapevo di così, di esperienza ne avevo da vendere. Gli preparavo la moto e gliela aggiustavo come un vestito a loro. Gli insegnavo come si faceva la carburazione, dove si doveva vedere quando un motore, la temperatura dell'acqua. Adesso voglio fare una cosa, voglio incaricare a uno che ne sa di queste cose per rintracciare tutti i piloti che ho avuto. Ho uno sciacquo che quello lì li lega proprio. E l'acqua ti si asciuga perché il tirabaci mi viene giù un po'. Il tirabaci. Sai che Monte Carlo ha parcheggi enormi, la prima ora è gratuita dappertutto e ce ne sono veramente tanti, perché tutti i palazzi sono obbligati ad avere minimo un posto per ogni appartamento e qui ci sono 3 piani di garage. Ci ho perso 5 minuti ci siamo. Io a 14 anni quando sono arrivato a te non parlavo neanche italiano, parlavo romagnolo e basta. Devo dire che io sono stato un po', tra virgolette, lo scandalo del motociclismo, perché a quell'epoca non c'erano tanti bambini, nel senso si cominciava a correre più grandi, più adulti, 18, 19, e io avevo cominciato a 14 e io partecipai proprio al trofeo monomarca Honda nel 87 e nell'88 volevo fare qualcosa di diverso, cioè provare una moto da Gran Premio. E proprio al Motor Show dell'87 conobbi Guido, lui si occupava già di queste moto prototipi che faceva lui nella sua officina, e di lì è nata questa diciamo da parte mia nei suoi confronti questa adorazione, perché comunque il costruttore faceva le moto, una grandissima passione. Poi di lì è cominciato tutto, il prossimo anno faccio la 125 con TM e di lì abbiamo cominciato a lavorare. Devo dire che ci sentivamo molto spesso, perché comunque alla fine io abitavo vicino a Imola e lui a Pesaro. Adesso sarebbe uno schioppo da Imola a Pesaro. 27 anni fa era una trasferta da Imola a Pesaro, quindi era più facile sentirlo per telefono, le domande stupide magari che un ragazzino fa: come va, cosa hai fatto al motore, hai trovato qualcosa di nuovo, allora quando andiamo a girare riusciamo ad andare a girare, la moto è pronta. Perché in quei momenti c'hai tanta emozione, tanta voglia. Io non vedevo l'ora di venire in officina da te per vedere la moto quando l'hai costruita, quando era nata, tutte le volte che arrivavo salivo sulla moto non scendevo più. E quindi quando era tutto fatto, che era tutta perfetta, tutta bella, e poi è successo, ti ricordi, quel fattaccio terribile che alle 3 del pomeriggio un incendio dentro, avevo tutte quelle gomme, ti ricordi, tanta roba, di là di qua, la stufa, quanto lei si è accesa, ha fatto pum, e si vede con la benzina che c'era vicino qualcosa, mi è andata a fuoco l'officina e lui doveva correre la domenica. Io non sapevo come dirglielo. Sono arrivato a Misano, ti ricordi? Sono arrivato a Misano
ero finito perché Sì, mi addirittura mi si erano bruciati le sopracciglia, sì, tutto, le mani. ero un macello. Se non c'era mio cognato che mi tirava fuori, ero cotto lì dentro, hai capito? Perché sì. andavo a salvare un uccellino che avevo in gabbia, te pensa, potevo portare fuori una moto, era per terra. No, sono andato là al muro e poi il fumo, quel fumo nero mi ha e allora mi sono buttato verso la porta e mio cognato mi ha tirato fuori. Dopo e dopo come è andata a finire? Da lì abbiamo fatto la gara, dove siamo andati? Secondo me la prima che abbiamo fatto a Vallelunga. Siamo andati a Vallelunga dopo a correre. A Vallelunga e dopo, rifatta la moto nuova, siamo andati a provare, però non eravamo a posto molto con la sospensione posteriore. Che lì ti ricordi che sospensione usavamo? Bravo. Io mi ricordo quando la lasciavo che andava a prendere, perché erano double system aria. E io mi ricordo ancora quella sospensione lì, che si sgonfiava all'epoca. Si sgonfiava. Si sgonfiava. E allora la allargava, la moto andava a pacco, tanto per dire, non riuscivamo a capire cos'era, però i soldi ce n'erano pochi. Nessuno. Ecco. La passione tantissimo. Era tanta. Una volta si facevano tanti sacrifici, io mi ricordo andavo a lavorare in fabbrica per accumulare un pochino di soldini per aiutare i miei genitori, era tutto più guadagnato, dormivo nel cassone di legno del furgone, non avevamo un camper, andava bene, eravamo felici, come no? Mangiavamo con un fornellino a gas la pasta fatta così sull'asfalto, eravamo felici, andavamo a casa felici, non avevamo niente, non avevamo una lira in tasca, però facevamo quello che ci piaceva di più. Ma sono bei tempi, lì è stato un anno bellissimo. Però io mi ricordo ancora anche a Misano, quando avevamo finito di pagarti la moto al momento e boom, ho dato nel curvone veloce, sono caduto e la moto piegata in 1000 pezzi, finita. Lui c'era uno della domenica, Bravo, quelli con le moto grosse, che lui l'ha passato all'esterno, dice tanto sta fermo lì, invece l'altro è andato davanti per impostare con la moto. Cazzo, mi ha preso pieno la ruota anteriore, sono volato e la moto ha cominciato a ruzzolare. Solo il blocco motore è rimasto, che miseria. Io me la sognavo di notte la moto, andavo a casa, quando andavo a letto mi sognavo la mia TM Macini, tutta lucida, bella e gas a manetta. Allora era già una bella motina, perché c'erano le Villa, c'erano gli Asper, c'erano tutte quelle motosche un po'. No, la nostra era nata. No, la nostra era nata bene, era bella. Io penso, la cosa da Guido sicuramente ho imparato innanzitutto la passione, perché la passione penso che sia una cosa essenziale per poi continuare, e l'amore che è reciproco che c'è tra il mezzo e il pilota. E lui mi ha insegnato un sacco di cose. Poi, come ho detto, io ero talmente piccolino che tutto ciò che lui diceva per me era legge, perché non avendo esperienza di nessun genere, e mi ha insegnato molto, mi ha insegnato innanzitutto a guidare queste moto da Gran Premio che io non avevo mai guidato prima, il modo in cui bisognava utilizzare il gas, stare attento, e quindi ho raccolto un'esperienza, anche se ero un piccolino, perché comunque 14-15 anni sei ancora molto piccolo. Quello che ti interessa è andare forte, il resto non conta niente, non è che ero un gran tecnico, poi con gli anni un pochino si migliora, però devo dire che secondo me è stata una fortuna correre i primi anni della mia carriera con lui, perché ho capito veramente cosa vuol dire anche il sacrificio alla fine, perché anche il sacrificio ti dà la forza poi di reagire nei momenti più difficili. E quell'anno lì io ho vinto il trofeo Michelin Motosprint, che era un concorso, tutti i piloti che si erano iscritti erano gommati con Michelin, c'era in pari a questo concorso. Mi ricordo ancora che sono stato tra l'altro premiato alla festa dei caschi d'oro di Bologna, e c'ho ancora la foto che ho vinto, c'ho un assegno grosso così, me lo ricordo ancora, 1,5 milioni, una cifrona della Madonna.
1,5 milioni. Assolutamente. Mi ricordo. E comunque è stato emozionantissimo perché mi sono trovato alla festa di Caschi d'Oro e mi ricordo che quell'anno il mondiale Superbike nell'88 l'ha vinto Fred Merkel. Me lo ricordo ancora che mi è rimasto impresso lui, questo biondo, capelli lunghi, americano. Sì. E io ero in mezzo a loro, ero un bambino, e ero in mezzo a loro già i grandi campioni. Bello, bello. Negli anni 60 lavoravo al reparto corse della Benelli, ero il ragazzino del reparto corse, avevo 18 anni, lavorando lì sempre con i motori e mi è venuta sta passione. E allora dalla Benelli sono passato alla Moto B, dovevo provare le moto per fare la durata dei materiali. Allora, magari con una biella che dovevamo fare per metterla in commercio 10.000 km, allora io facevo 10.000 km per vedere se quella stava insieme. Io facevo 5 giri di Urbino al giorno, il giro dei 90 si chiamava. Si partiva da Pesaro, si andava a Urbino, Fossombrone, Fano e Pesaro, l'officina. Ne facevo, sì, o 3 al mattino e 2 alla sera, o 3 alla sera al pomeriggio e 2 al mattino. Ero sempre sulla moto, insomma. Dopo, lavorando un giorno in portineria, quando si timbrava il cartellino, lì il signore della portineria, un certo Pietro, mi dice: Mancini, devi andare da Primo Zanzani, il reparto corse sarebbe stato, dice che ti deve parlare. Allora mi diede una busta e mi disse: va su a Morciano di Romagna, andiamo a fare la gara, cominciamo a girare al mattino e giriamo più forte e via. Allora tutti chiamavano sulla partenza l'ora della gara. Noi giocavamo il biliardino. Allora chi ci vestiva, chi ti metteva la tuta, chi ti metteva il casco, chi ti metteva... Insomma, siamo arrivati alla partenza proprio stressati, proprio. Pronti via. Lui va via in testa, io seguo lui. Andiamo su, facciamo il primo giro, il secondo giro, giriamo sull'esterno, dietro lui fa una gran staccata e si infila sotto le balle di paglia, cade, perché voleva starmi davanti di nuovo. E allora cosa succede? Io il giro dopo ho fatto il giro veloce, però l'ultimo giro mi è partita di dietro, ha puntato la ruota sul marciapiede, mi sono raddrizzato, sono venuto, ho fatto il giro e ho vinto la gara. E lì è stata bellissima. Però poi dopo, come dico, siamo andati giù sempre con le Moto B, siamo andati giù a Teramo un cittadino, giravamo tra le case, dietro, tra i muri, e avevo messo al mio meccanico a dare i tempi. Si era messo talmente vicino a una curva che io, per guardare la lavagna, ero instaccata quasi. Mi sono infilato sotto le balle di paglia io quel giorno e ho fatto terzo di nuovo. Comunque ho fatto delle belle stagioni, ho vinto un Monza, Oristano, Modena, tante gare. L'anno dopo mi sono comprato una moto, una Letta Air Macchi. E allora, per comprare quella moto non avevo soldi. Gli ultimi 15 costava 515.000 lire, in lire, 515. Gli ultimi 15.000 lire me li ha dati mia cognata, perché avevo detto che dovevo comprare un paio di scarpe.
guarda Mancini che dati ho, guarda, di tutte le gare che tutti i motori che ho preparato per la TM, io ho tutte le misure e i diagrammi di tutti i motori. E poi ce n'ho uno anche con tutti i rapporti. Senti Guido, però questa non è la tua calligrafia. Avevo la segretaria bella. E quanta roba io. Se avessi una persona che mi mettesse a posto sta roba questa, già bene. Se no non. Non ci guardo più a tutta quella roba perché divento matto. Io dopo morto dovrò lavorare almeno 10 anni per risistemare tutte le cosine e mettere tutto in ordine. Prima un po' perché. Guarda quella moto lì. Quella è la Sandroni. Siamo partiti da un motore Rotax, abbiamo fatto tutto il telaio, carene, tutti gli stampi di tutta la roba per fare una moto praticamente diversa dalle altre. Dunque di Sandroni ne ho fatto 5 sono. E praticamente una era quella che correvo Valentino, gliela facevo io la messa a punto della moto, hai capito? E allora magari alle volte cosa succedeva? Che mi diceva guarda che la sospensione fa così, come lui si allontanava, giravo la vite dell'ammortizzatore e poi ritornavo indietro. Adesso va bene, invece non gli avevo fatto niente. Ma è vero che Rossi ti fregava le banane dal cane? Lo so, è vero, non potevo salvarmi niente, guarda, dovevo nasconderle nel bagno, perché lui, come arrivava, andava allo sportello del camper, lì dove stavano le cose da mangiare, apriva lì, vedeva le banane, era tremendo, me le mangiava tutte. Poi arrivava al mattino, suonava il campanello e Silvana chiamava mia moglie, lei andava a aprirgli, buttava giù tutto, stivali, tutto in fondo alle scale, così. È sempre stato proprio una tempesta. E ho iniziato a correre con le moto grandi, diciamo, nel 93 con la Sport Production e nel 94 comunque ho continuato a fare un altro anno di Sport Production, però per non perdere tempo nel 94 ho deciso anche di fare il campionato italiano con la GP, perché comunque poi dopo le moto che avrei dovuto usare nel mondiale sarebbero state delle 125 GP 2 tempi, e quindi da qui è nata l'idea di andare a correre con la Sandroni, che era una moto costruita vicino a Tavuglia, di cui il meccanico era Guidino Mancini, che era già ai tempi una figura mitologica. Naturalmente passione tanta, però è stata la prima volta che ho lavorato con uno di questi capi tecnici, no? Vecchio stile, con tanta esperienza e soprattutto abituati a far crescere i piloti giovani, quindi abituati a lavorare con dei piloti, diciamo, acerbi, quindi mi ha spiegato un sacco di cose, soprattutto come usare il motore, perché comunque il 2 tempi va usato più dolcemente per farlo rendere al massimo. Eri piccolino quella volta. Ero alto 1,47. Ci arrivava la moto. Allora su sta moto, mi ricordo la prima gara che hai fatto a Misano, no? Che era un trofeo, una gara di trofeo, Sì. eri già andato terzo, poi dopo c'era il fotografo che ti intervistava dopo la gara, come si chiama? Era un po' timido. Sì, quel signore alto lì. Andrea, sei all'esordio con una GP, la differenza che c'è stata tra la Sport Production e una GP? Lo Sport Production è molto più piano e poi ci sono molte meno regolazioni da mettere a posto. La GP è più difficile mettere a posto. Io non avevo esperienza su certe cose, quindi non potevo parlare né di setup, di forcelle o niente. Quindi ero molto preciso
sulla carburazione, Sì. sui freni, cioè cose abbastanza banali che arrivavo dalle minimoto, però questo qui ce l'avevo. Lui guidava, cioè gli dava molto gas, hai capito? Credo che negli anni che tu hai 14 anni, 15 anni, quando corri nell'italiano e l'europeo, il livello non è altissimo. No. Quindi lì il talento si vede ancora di più. Chi ha talento, anche se magari non è nella situazione migliore o ancora non si riesce a esprimere al 100%, però fa la differenza, Sì. perché non essendo a livello mondiale, se ne è un po' di più, in un modo o nell'altro riesci a tirarlo fuori. Io mi divertivo perché era un lavoro che mi piaceva. Certo. Quando correvo io non ho potuto farlo perché non c'era un soldo, c'era quelle clatre o qualcuno che ti aiutasse una roba o un'altra. Quando ho avuto l'occasione di trovare i soldi e quelle cazzo del pilota eri il massimo, allora Ma il divertimento mi divertivo io. Non è tanto divertimento, secondo me bisogna parlare di passione, nel Sì. senso che c'era la passione, se no tutto il resto non lo fai. Il divertimento quando lo fai a livello massimo è sempre limitato, perché ti diverti solo se vinci, quanti vincono ce ne sono uno. Quindi il divertimento ci deve essere, ma secondo me è molto più importante la passione che c'hai, e ce n'è sempre stata talmente tanta che abbiamo fatto 7-8 anni e mio babbo di minimoto, tutte Sì. le domeniche facevamo le gare, 2 volte a settimana andavamo a girare, ma è perché io lo chiedevo. Logico che mio babbo non aspettava altro, però Sì. lui non è che spingesse su questo, perché sennò non arrivavamo da nessuna parte. E la vera differenza la deve fare il ragazzino, cioè la passione che c'ha deve essere talmente grande che deve far Sì, passare sì. tutti i momenti difficili, perché alla fine se conti in 7 anni quante cose possono succedere, quante gare, quante cadute, quante batoste, Sì, quanti sì. sacrifici, ce n'è tanto di cose che succedono che non vengono fuori, perché tanto la gente ti guarda quando ormai sei arrivato al mondiale. Ma infatti per questo che te lo chiedo, per capire un po' quella fase. Fortunatamente è sempre stato talmente grande il mio obiettivo e la passione che non mi ricordo neanche tante cose, nel senso che tanti momenti difficili non sono stati pesanti, perché l'obiettivo era talmente importante, grande, grosso, che dormire nel camper con sotto 0 gradi, perché il riscaldamento mio babbo non lo metteva a posto. Ci credo. Non mangiare perché mio babbo non mangiava lui, quindi sì, mangiava si lui, pensava a me, come- mi aiutavano altre famiglie a mangiare Così nel riprendevano weekend. Tante cose che però non gli dai importanza, perché te hai Sì, altro però- nella testa, vuoi fare altro, però di sacrifici ce ne sono. Lui era così, io non vedevo l'ora di andare da una pista all'altra perché mi divertivo anch'io preparare il mezzo e vedere lui sopra che faceva bene, hai capito? Ci giocavamo sempre le gare. Se non ci giocavamo la gara arrivavamo secondi, con un po' di secondi di distacco da magari ballerini, ma ci giocavamo sempre il podio, quindi non ci sono stati momenti di alti e bassi. È successo a Rijeka che siamo caduti, quello è stato un po' un L'italiano importante. Vallelunga, quella dell'italiano Vallelunga. Esatto, trovavo le lunghe, c'è ancora i segni. Ero dietro Pellino al semaforo, lui la faceva molto più veloce, faceva stretta, io facevo fatica a stargli dietro, ho provato a fare la stretta come lui, ho aperto ma mi è partito di netto, non sono riuscito a tenerla, mi ha sbattato in aria e ho fatto male al ginocchio. Sono situazioni molto intense, perché comunque non è che vai la domenica a divertirti, ci deve essere divertimento, ma tu c'hai un obiettivo, cioè sia il team che comunque ci spende dei soldi. Un meccanico come Mancini non fa il weekend per divertimento a fare il meccanico, vai là per vincere e basta. Hai fatto vincere, ditelo! Involata! Involata! Dai, Spagna!
stato un anno perfetto, perché è stato come tutti gli anni difficili, perché abbiamo avuto un sacco di problemi anche noi, ma dopo ci ha dato ancora più gusto, perché vincerlo all'ultima gara, all'Europeo, a Cartagena, ormai ci lasciavi le penne, mi ricordo. Sì, cazzo, ero quello morto, non avevo più la forza. Allora succede questo, che lui non era partito bene, Dio buono, davanti lui... Bene, malissimo. Davanti lui c'è uno che gli ho fatto tanti piaceri, a Hernandez, no? Gli ho detto, Dio buono, se mi serve una posizione, dammela. E lui mi ha detto, l'europeo si vince in pista. Amicone come eravamo noi. Hai capito? L'ho presa male, poi quando ho visto, dico, lo vinciamo lo stesso. Dopo si era accorto. In extremis ce l'abbiamo fatta. Dio buono. Ballerini ruppe la moto, però noi dovevamo arrivare tutti questi quarti e abbiamo fatto quarti in volata. Sì, è venuto tutto giusto. Andrea, finalmente è finita la lunga stagione 2001. Cosa abbiamo da recriminare? Fai un consuntivo della tua stagione? Sono partito molto bene, che non mi immaginavo anch'io di andare così forte. E ho cominciato a fare dei gran podi all'inizio e mi sono trovato a metà campionato che ero vicino a Ballerini. Nelle ultime gare, nell'Europeo, sono riuscito, Ballerini ha avuto un po' di problemi e io sono riuscito ad andarlo a prendere in campionato. L'ultima gara ha grippato, ha rotto la moto e ho vinto il campionato. Guarda, dove ho messo? Guarda gli occhiali che ho comprato. Una valigetta. Allora, questi qui sono quelli che vedo, questi sono quelli buoni, fatti a misura. Dio buono, è un fissato quello degli orologi là, degli orologi, degli occhiali. E allora me li aggiustati tutto per bene. È fissato delle moto e questi me li ha curvati tutti, Dio buono, questi è un spettacolo, vedi tutto su misura, certo, toccano sopra, sotto, è un artista. E poi me ne ha fatti un paio per vedere vicino, questi qui, che con questo vedo volare le zanzare in America di notte con la nebbia. Dove era? Arabellini questi per vedere vicino. Perché gli occhi non hanno tutti, è come un bicilindrico. Il bicilindrico, no? Tutti e due i cilindri non vanno mai uguali. Allora col carburatore devi registrarli spillo. E ok, lo stesso. Te li prendi con 3 gradi. Se ma un è una 3,5, ma un una 2,8. Ieri ho rivisto Far l'amore alle Cocorite. Che belle! Uno si è rotto un'ala, ha un'ala che sta così il maschio. Perché monta sopra e poi no, lei butta la coda da una parte e lui dall'altra, tutto inclinato, Dio buono. E mi sembrava cosa. Valentino quando arriva o Marquez, tutto storto. Si vede che si è girato un po' di troppo, Dio buono, ha le ali sulla destra mi sembra, poi guarda tutta girata che sta così, si è fatto male, no? Sono forti alla fine del mondo. Dunque, allora la Iprem è nata così, che io avevo un motore Maico. Allora con questo motore non ci prendevo, o si rompeva. 400.000 lire, allora erano in lire, di pistoni ho consumato. Lui mi ha pagato solo quelli, la Iprem, per fabbricati ipermobili. Lui mi ha detto, quest'anno così, il prossimo anno io ti compro 2 belle moto. Allora cosa succede? Che nella 50 mi ha preso il motore Kreidler, un Van Ven, però
in uno scatolone, tutto smontato. E vabbè, e allora lo metto su un telaio UFO. E allora prendo quel telaio lì e poi gli monto sto motore Kreidler. E ho cominciato a fare terzo, vincere le gare con quello lì e ho vinto il campionato nel 77. E dopo io ho fatto una gara del mondiale in Venezuela, si correva a San Carlos e per andare giù non avevo un soldo. Allora la IPRE mi dice, io ti do la moto, il 125, non ti do un soldo e te vai giù. Cosa succede? Che viene la premiazione a Bologna dei campionati italiani. Allora, correvo coi caschi BF. La signora della LEM mi disse, lei Mancini deve correre per noi. Dico, ho la signora della BF che... E dice, quanto le dà? Ha detto, io le do 3 milioni. La volta, del 77. Però glieli do in caschi scontati al 50%. Un camion di caschi mi ha mandato giù. Un camion me l'hanno mandati giù. Allora, però, per andare giù non avevo i soldi. Allora la signora della LEM mi disse, lei Mancini deve ballare con quella signora lì. Hai visto quella signora? Sì. Perché il marito di questa signora lavora alla Viasa, compagnia aerea, che fa Milano-Caracas. Hai capito? Allora, io ho ballato con questa signora e mi ha dato il biglietto del viaggio. Io sono andato giù senza soldi, col biglietto solo per andare e basta. Perché volevo fare sta gara, no? Allora, questa gara, facciamo le prove, partiamo qua su in marzo, col cappotto, giubbotto, tutte le madosche. Laggiù 42 gradi all'ombra, non sapevo come fare. Allora io ho fatto un finto svenimento dopo le prove. C'erano le casse che avevamo caricato le moto e ho fatto finto un po' così. Allora dice, non si sente bene Mancini? Dico, insomma, mi portano di là, mi fanno la flebo per il caldo, per sopportare il caldo, poi mi dà delle pasticche e mi ha detto il dottor Costa, lei Mancini fa 3 giri e poi si ferma. Io, buono. Al quarto giro ero settimo e ne avevo 3 davanti, che li prendevo solo in una curva, se no non guadagnavo niente. Il giro prima mi è uscito il piede dalla pedana, il giro dopo mi è partita la moto, dietro davanti, quinta piena lo facevamo. Dal traguardo hanno visto un polverone, mi sono rotto 3 vertebre, un braccio e una gamba. Dopo mi hanno mandato su su una sedia a rotelle, la finanza mi portava all'aeroporto, da solo ho fatto tutto il viaggio Caracas-Jarama, Milano. Mio fratello non mi riconosceva. Ma senti, ma coi caschi cosa sei fatto? Li ho venduti tutti, a prezzo pieno. Tutti? Tutti li ho venduti. Ma quanto ci hai messo? Quanto tempo ci hai messo? Niente, perché io non avevo l'officina qui, ce l'avevo in via Lanza, era una via di passaggio come quelle vie speciali nelle città dove passa tanta gente. E poi gli amici, 2 alla volta, marito e moglie, morosa, li ho venduti tutti. Sì, avevamo fatto una cosa molto strana. Adesso io non lo so se tu Forse hai fatto perché... salire qualcun altro. Ma hai fatto salire qualcun altro a 11 anni sulla moto? Ti furtò? O non c'è un incendio? No. Ah, ma tanto io non brucio. Comunque quello che l'insistente sono stato io e la fiducia del padre, perché mi conosceva, aveva capito che non lo mandavamo in guerra praticamente, gli davamo una moto sicura, in amicizia così. Allora, io
Mi ricordo benissimo il fatto che venivamo all'officina tua con sì. mio babbo mentre ancora correvo con le minimoto Sì, e tu mi facevi vedere il 125 che c'avevi lì e mi facevi vedere un po' di cose. Io andavo lì, vedevo queste moto grandi, che io ancora ero piccolino e quindi vedevo queste moto grandi e mi sembravano ancora lontane, no? E poi invece piano piano ci siamo avvicinati sempre di più e siamo andati quella prima volta e io non mi scorderò mai, perché il salto di potenza che avevamo fatto era incredibile, da una minimoto che è per i bambini fino a un 125 GP, sì, che era una cosa che ci fanno le gare del mondiale, no? Secondo me tutte le volte che fai per la prima volta una cosa, sì, le prime cose che ti insegnano sono quelle che ti rimangono più nitide. Mi ricordo molto bene che tu mi dicevi di affrontarla sempre secondo i miei limiti e sempre a migliorare 1 metro alla volta. Ti ricordi che mi dicevi? Bravo. 1 metro alla volta, Sì. 1 metro alla volta, 1 metro alla volta. E queste sono cose che io me le hai insegnate oramai 9 anni fa. Le prime cose sono così, Però sono cose non che si dimenticano. che adotto ancora adesso, capito? Facevamo un test, come se fosse stato un test. Un test come vero. quando si vanno a fare, Solo che serviva a me per imparare un po' come funzionava per la moto. avere un'idea come funzionava la moto. Uno parte dalle minimoto, va bene, ma le minimoto sono un gioco. Arricchisce molto, ma è più un gioco che un vero e proprio lavoro. Dopo, quando si comincia, io parlo per me, cioè la prima volta che sono salito su una moto grande c'era Guido con me. Quindi io ho cominciato con Guido. Non è detto che ti piaccia subito la moto grande, perché magari la minimoto era una cosa e la moto grande è un'altra cosa. Quindi non è detto che vai forte subito o comunque che vai forte. Quindi devi anche scoprire e capire se ti piace veramente questo sport. Da parte mia a me mi è piaciuto molto, dopo da lì si comincia la salita, diciamo, no? La prima volta che provi la moto, dopo da lì cominci a fare tutti i pensieri e cominci a dire dai, da qui è partito il mio cammino verso il campionato del mondo o le gare ad alto livello. È importantissimo le persone che ti circondano, le persone che hai intorno nella carriera di un pilota sono importantissime, Sì. perché ci sono momenti brutti e momenti belli e momenti bellissimi e bisogna sempre, secondo me, riuscire a mantenere una linea. Non bisogna buttarsi troppo giù quando le cose vanno male e non bisogna neanche esaltarsi troppo quando le cose vanno bene, perché si rischia di perdere un po' l'equilibrio e le persone che hai a fianco ti aiutano sempre a tenerti in carreggiata, ecco, perché da solo secondo me sarebbe impossibile. Cioè nel senso, una persona non è mai isolata, quindi un pilota non è mai da solo, un pilota è da solo quando, nel momento finale, quando è in pista. Quando è fuori c'è tutto un intorno che lo aiuta comunque, che lo aiuta a diventare quello che è. Questa è la patria del motore, no? Questa zona qui c'è un sacco di gente appassionata e quindi questo ti tiene sempre sul pezzo, anche se non sei sul pezzo. E aiuta a crescere la passione di un ragazzino, magari di un ragazzino piccolo che se in una grande città magari a 14 anni, 13-14 anni le passioni sono altre, qui la passione era il motorino. Poi lui, avendo tutta questa esperienza, come molta gente del motomondiale o comunque del mondo delle moto, una cosa molto bella è che tutte le persone di questa esperienza hanno tanti racconti e tanti aneddoti bellissimi, tutti bellissimi, e quindi mi piaceva molto stare ad ascoltare tutti i racconti che faceva sulle gare, sul campionato europeo. Ti ricordi sul campionato europeo, sul campionato mondiale, le gare, come era andata quella gara, cosa avevi fatto, cosa non avevi fatto? E stare ad ascoltare quelle cose secondo me è una delle cose più belle di questo sport.
comprano un camion e fanno 20 anni di mutuo, no? E comincia quando ha 30 anni a buttare via un camion, no? Si sposa con una ragazza giovane. Cosa succede? Lui è sempre in giro. E lì la benzina la vuol mettere ogni tanto, perché di un po' dritte. Allora. Una sera stavo chiudendo l'officina, suona il telefono, rispondo, vado, dice: pronto, sono Bruno Casanova. Dico, dimmi. Dice: devi venire con me a fare il mondiale. E io gli ho detto: ma scherzi? No, guarda, abbiamo parlato di te e devi venire con me, facciamo un team e te devi essere il capotecnico. Da lì abbiamo cominciato a lavorare e la prima gara si trovava a Suzuka, nella pista della Honda addirittura. E allora io dico: tanto vedremo, le bastonate non ce le daranno. Siamo andati giù e dopo il secondo turno di prove, e si ferma ai box Bruno Casanova e si apriva la tuta per darsi un po' di aria, caldo, si fumava una sigaretta e poi adesso ti faccio 2 giri a vita persa, mi diceva. E lì faceva la pole, il giorno dopo sotto l'acqua e abbiamo fatto il secondo. Siamo andati in Australia, un arrivo in volata, terzo posto. E poi, senza tornare a casa, siamo andati in Malesia. In Malesia ha fatto secondo, sempre in volata. Siamo andati a Hockenheim, in Germania, e abbiamo vinto la gara. E al Mugello com'è andata? Al Mugello allora andavamo benissimo. Quando parte Bruno Casanova nelle prove e mi dice: adesso guardiamo la carburazione e poi ti faccio un giro a vita persa, così vediamo se siamo competitivi per la gara. Fatto sto giro, anche lì il secondo posto, eravamo per la gara. Allora io, conoscendo bene la pista, cosa ho fatto? Gli ho fatto una rapportatura di velocità in modo che lui stava fino all'ultimo giro secondo. Poi gli ho fatto la velocità per la scia. Era fatto tutto bene. Iniziano l'ultimo giro, loro due. A metà pista cade Martinez, la moto invece di scivolare sull'esterno entra, lui prende e rompe la ruota davanti e buca la gomma e arriva al traguardo decimo lo stesso. Ha detto: mi sbanda un po' davanti, aveva rotto il cerchio e si era bucata la gomma. Un'altra bella foto va qui. Questo era davvero, piegava, era un delinquente. A lui fumava, si alzava al mattino, si alzava presto, lui vedevi fumava, ma cosa fai Bruno? E niente, fuma una sigaretta, so. Ma era forte, Dio guarda. Mi ricordo che avevamo fatto un sacco di chilometri per arrivare lì ad Adria, Sì. e io non avevo mai girato in un autodromo. E allora
vedevo i box così, mi sembrava tutto molto strano. E poi niente, ho iniziato a girare, mi sono dovuto abituare un attimo alla velocità così, però subito mi piaceva la moto e poi senza fare 1000 regolazioni, cioè mi piaceva solo girare, non fermarmi a lamentarmi della moto. Ti ricordi quando ti spiegavo qualcosa, come dovevi fare? In curva di mettere subito la trazione. E sul dritto cosa dovevi fare? Cosa dovevi fare? In fondo Piedi in punta. rettifilo. In fondo? Sì. Mettermi indietro col culo. No. Allora no, non mi ricordo. Io a tutti voi giovani spiegavo una cosa. Appena si montava su una moto da velocità, cosa si doveva fare? Prima si scaldava il motore, si portava l'acqua a 50 gradi, 50-55, e poi vi dicevo, sul rettifilo, prima della staccata, dovete vedere la temperatura dell'acqua. Te l'avevo detto te. E allora? E poi un'altra cosa vi spiegavo, che quando prendi una moto e impari già un po' la pista, no? Prima di tirare forte dovevate fare la prova. La calcolazione. Ecco, quindi bravo. Cosa ti dicevo io? Come dovevi fare sta prova? Come veniva fatta sta prova? Col gas, piano piano, facendola salire di giri. Ecco. Bisognava vedere la progressione. Sì. Allora, quando la moto era al massimo, dovevi cercare di alleggerire e vedere se andava un po' di più. Se la moto andava più forte, cosa bisogna era grassa e quindi bisognava smagrirla. Lo faccio col motorino tuttora. Perché a me piace, perché quando voi andate sopra una moto, io l'ho fatto 20 anni per me, 7 anni collaudatore alla Benelli, io di esperienza ne ho 80. Quando metto una persona sopra, io ho più paura che i vostri genitori. Sì. Sì, perché quando correvo io, se ero dietro, piangevo perché non potevo arrivare quello davanti. Se ero davanti, piangevo perché avevo paura che si rompesse. Perché i motori li costruisco, il motore è come una persona. Capito? E allora sì, va accarezzato, va fatto. Quando vi vedo dare un bacio sul serbatoio è come dare un bacio a una bella ragazza, quante ore, insomma, siete giovani. Anche la moto va trattata bene. Ho iniziato all'età di 4 anni con mio nonno, che praticamente un giorno eravamo a vedere i miei cugini che giravano con le minimoto, allora volevo provare pure io, allora mi hanno fatto provare la loro minimoto, sì. Poi mi piaceva, la nonno me l'ha subito comprata. Poi ho iniziato così per gioco, poi all'età di 7 anni, quando si poteva iniziare a fare le gare, sì. Ho fatto la mia prima gara e nella prima gara sono arrivato ottavo. Allora lì abbiamo pensato di fare anche la seconda. La seconda gara quarto, allora abbiamo deciso di finire tutto il campionato, sì. E mi sono rotto la mia prima clavicola. Hai cominciato subito. Tanto è un lavoro da fare, esatto. Nel tuo lavoro. È come il pugile del naso, quindi è andata la prima. Dimmi. E poi niente, poi ho iniziato così con le minimoto, facendo il secondo e il terzo campionato, e abbiamo vinto, nel nostro piccolo abbiamo vinto parecchie gare. Sì. Poi in Italia, in Spagna già c'erano, in Italia poi sono arrivate più tardi le mini GP, che sono delle moto 50 che tu conosci molto molto bene, sì. 50, 70 e 80, e abbiamo iniziato ad andare con quelle lì che sono moto a marce. Poi sei arrivato tu a prepararmi, a chi? Guido Mancini. Ecco. Ti ricordi quando eravamo andati a Milano? Che in quel capannone cosa c'era? Una presentazione? Cosa c'era? Sì. Te lo ricordi? Sì, all'ECMA. Alla fiera. Alla fiera? Sì. Sì. E avete girato? Sì. Allora ti ricordo quando
ti ho messo a posto la moto, te l'ho migliorata e che era uscito il filtro. Allora cosa avevo fatto? Avevo fatto, controllato tutto l'anticipo, la carburazione e tutto, però volevo metterti un getto più grosso perché il motore, allora però per essere più grosso dovevo levare il filtro non si poteva. Te ti ricordi quando sei arrivato che non avevi più il filtro? Te lo prendevi per gioco, ma io già volevo aiutarti quella volta. Io il filtro l'ho lasciato lento perché lui doveva cadere, perché la moto è arrivato terzo perché sei partito tra gli ultimi. Sì, come al solito. Hai fatto tutta la rimonta, una rimonta bestiale. È vero. Caro Romano, io mi ricordo bene tutto. Erano gli anni 70 e allora io avevo l'officina e dovevo lavorare e allora praticamente al mattino prendevo il motorino e venivo giù e poi mi prendevo la spiaggia e allora da lì prendevo la sabbia asciutta e cominciavo a camminare, poi la sabbia bagnata all'incirca 1 chilometro. E poi c'erano gli scogli. E allora cominciavo a saltare questi scogli per l'equilibrio, no? Per allenarmi per i riflessi. Perché se ti succedeva che sbagliavi e ti rompevi le gambe, era peggio che fare una gara in motocicletta. E poi ritornavo sulla spiaggia, venivo a casa col motorino, non a casa, andavo in officina. E lì in officina mi mettevo a lavorare per prendere 2 soldi. Te pensa, quello lì lo facevo quasi tutte le mattine, io vivevo solo per la moto. E quando correvo mi piaceva metterle a posto e guidare e fare la gara. Però in quel periodo uno quando dice smetto di correre ti devi dedicare tutto, è come l'allenatore nel calcio, un giocatore gioca, è bravissimo e poi dopo fa l'allenatore, cominciando da Valentino Rossi, Capirossi, Dovizioso, Fennati, Morbidelli Piccolo e poi tanti altri che andavano veramente forte, però tanti si perdono per strada perché o per i soldi o per la fortuna che non hanno. Perché dei campioni del mondo ce ne saranno tanti che vanno più forti di questi che ci sono, però ci vuole fortuna e prendere il treno giusto.